Sappiamo che non le stiamo andando a giocare a scacchi. Quando succede agli altri sembra un'altra cosa. Quando gli tocca da vicino le cose sono un po' diverse. Andrea Miglioranza è presidente della società ciclistica Sorgente Pradipozzo di Portogruaro, ma soprattutto è il papà di Elena, l'atleta sedicenne caduta e gravemente ferita durante la gara del campionato regionale esordienti allieve ai piedi del Montello nel Trevigiano. La ragazza in prognosi riservata al Cafoncello. Sono appena uscito ho parlato con il medico, mi ha detto che risponde a tutti gli stimoli, quindi sono cautamente ottimisti che insomma si è risvegliata bene, adesso è sedata perché è ancora intubata, devono fare ancora un attacco per escludere danni a livello cervicale. L'impatto contro un tiglio di via Genio Zappatori a Bavaria di Nervesa è avvenuto verso il finale della gara, su un tratto in discesa che nella parte iniziale era stato percorso in salita. Ho visto il gruppo arrivare e sono tutte andate dritte e una è svoltata all'improvviso a destra, in velocità. E quindi ha visto la ragazza sbattere sull'albero. L'ho vista partire ma non sbattere, pensavo che fosse caduta sul cancello, anche invece è caduta sul platano là. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il dosso, a una ventina di metri dal tiglio contro cui la ragazza ha sbattuto, era stato segnalato dagli organizzatori. Era preso in considerazione, ma non li abbiamo mai tolti noi quelli. In riunione tecnica, l'unica 2 parole che ho fatto con i direttori sportivi era quello di prestare attenzione proprio a quel discorso là. L'incidente riporta alla mente quello di Alice Toniolli, finita contro la spalletta di un ponte nel Vittoriese 2 anni fa. A dicembre si aprirà il processo. La famiglia Miglioranza per ora pensa ad altro. Non ci ho ancora pensato, ieri sono arrivato, ho visto mia figlia lì sdraiata a terra e adesso sono concentrato su questo. Non lo so. Elena Miglioranza è esordito nel ciclocross e sta già raccogliendo risultati importanti nelle gare su strada, come il secondo posto al campionato italiano una decina di giorni fa. Grande solidarietà è arrivata da tutto il mondo del ciclismo e dalle amministrazioni comunali di Arcada e Nervesa che hanno ospitato la corsa. Faccio fatica a rispondere a tutti i messaggi da parte di tutte le squadre che normalmente sono avversarie, ma in questo momento il ciclista ha dimostrato tantissimo affetto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale vicinanza, esprimiamo massima vicinanza alla famiglia e a questa ragazza e confidiamo, insomma tifiamo tutti per lei e speriamo che si riprenda al più presto e che risalga nella sua bici, insomma.